Buongiorno a tutte e a tutti. Come vi avevo anticipato, oggi la nostra lezione si terrà in una maniera diversa dal solito, con la presenza di colleghe e colleghi di altre discipline rispetto al diritto privato e che però ci daranno un quadro d'insieme rispetto a un tema, quello del transessualismo, che per certi versi ci obbliga ad un approccio interdisciplinare. Questo però dovrebbe essere un modo per voi di capire come alcune questioni non possono essere affrontate da un unico angolo prospettico e c'è la necessità che voi vi formiate anche rispetto a prospettive, come vedremo, anche non strettamente giuridiche. Io, visto che abbiamo i tempi contingentati, soltanto un'informazione organizzativa: vi hanno distribuito il foglio delle firme, verso la fine del seminario vi distribuiranno un test di valutazione del seminario che vi pregherei di compilare alla fine del seminario. Me lo potete restituire anche domani, quindi non c'è necessità che lo facciate direttamente oggi. Io passo subito la parola alla direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, che veramente ringrazio non solo perché oggi è qui con noi, ma perché è stata sempre una persona solo sensibile a questi temi, ma di grande disponibilità per approcci alternativi di carattere didattico, come è l'esperimento che stiamo facendo oggi. Do subito la parola a Marina Prolo. Grazie, e se io sono stata sensibile, il professor Billotto è stato davvero un professore che sta cambiando il modo di fare didattica, che vi sta portando dentro la realtà e soprattutto dentro i temi caldi. E non è facile perché ci vuole la giusta sensibilità per fare dei ragionamenti che toccano temi fortemente sensibili. Allora è un vero piacere di essere qua a portare i saluti a questo seminario in qualità di direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, anche perché vi permette di cogliere l'importanza del lavoro che facciamo come docenti, perché noi ci occupiamo di questi temi facendo ricerca e difatti dietro tutte le cose che verranno dette oggi c'è ricerca che però non rimane chiusa nelle stanze, nelle aule, nel piccolo Udine, nella piccola città di Udine, nel piccolo Friuli, ma è una ricerca che ha delle ricadute importanti a livello nazionale e oltre. Perché da questa ricerca derivano delle pubblicazioni, e oggi e poi anche nel pomeriggio vedremo, ci sarà la presentazione di un interessante libro. Non solo, ma da questa ricerca derivano anche delle azioni concrete di cui parlerà la professoressa Fusco, che cambiano il nostro agire quotidiano. Quindi questo vi dà un'idea dell'importanza delle cose che facciamo e dell'occasione che avete voi per essere subito a contatto con il futuro, con il cambiamento e con le trasformazioni. Nel portare saluti che sono già finiti, voglio però anche lanciare uno stimolo di altri appuntamenti che abbiamo in cantiere, alcuni degli appuntamenti che abbiamo in cantiere come Dipartimento di Scienze Giuridiche, perché appunto diciamo l'appetito viene mangiando e quindi vedendo tutte queste attività, queste iniziative, tanti altri colleghi hanno messo in cantiere altre cose molto interessanti, collegati a questi temi, ai temi dei diritti per i soggetti deboli. Vi ricordo l'appuntamento di questa settimana, mercoledì 10, ci sarà il 6° appuntamento di TAIUS, la fortunata iniziativa coordinata dalla collega Bolognini, e in particolare in questo appuntamento ci occuperemo di un altro tema importante, il diritto del lavoro e il diritto della concorrenza, quindi capire quale equilibrio c'è tra tutela dei lavoratori e tutela dell'organizzazione aziendale. Non solo, ma mi sento di lanciarvi anche un altro appuntamento importante sul territorio. L'appuntamento è con il Festival Costituzione, una iniziativa che si terrà a San Daniele, a cui noi partecipiamo come Dipartimento,
un'iniziativa che si terrà nell'ultimo weekend di maggio, dal 26 al 28 maggio, in cui avrete seminari con giuristi di primo piano, cito solo alcuni nomi, Cassese, Bin, e poi non solo seminari, ma anche musica, altre mostre fotografiche, quindi l'idea è che il diritto possa essere declinato a 360 gradi. Poi avremo anche dei colleghi della Facoltà di Economia, il professore Marangoni e Miani, insomma ci sarà da divertirvi, un'occasione anche per mettere assieme pubblici diversi, per cui se riuscirete a partecipare a questo evento sarete sicuramente i benvenuti. Con questo io vi auguro buon lavoro e spero sempre che possiate coltivare i germi che noi cerchiamo di seminare con questi incontri. Grazie. Grazie Marina. Io do subito la parola alla professoressa Bolognini, delegata alla didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Grazie Francesco. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Ci troviamo in una situazione un po' surreale, nel senso che io sono la delegata alla didattica del Dipartimento di Scienze Giuridiche e quindi sono la delegata della professoressa Brolo, che ha già portato i saluti del Dipartimento di Scienze Giuridiche, oltre ovviamente ai suoi personali. Quindi sul piano dei saluti io mi limiterò semplicemente a unire i miei a quelli della professoressa Brolo e del Dipartimento. Vorrei però utilizzare questi minuti che Francesco mi ha messo cortesemente a disposizione per rivolgere in verità dei ringraziamenti, oltre ovviamente ai relatori che sono presenti oggi, anche a voi tutti che partecipate numerosi a questa iniziativa, ma soprattutto è doveroso da parte mia, proprio come delegata alla didattica, un ringraziamento a Francesco Bilotta, collega e amico Francesco Bilotta, perché è uno dei nostri docenti che ha raccolto maggiormente l'invito proprio che noi abbiamo rivolto come Dipartimento di Scienze Giuridiche a realizzare nel contesto del nostro piano strategico tutta una serie di azioni volte alla didattica cosiddetta innovativa. Tant'è vero che oggi voi non vi trovate di fronte alla classica lezione tradizionale universitaria con un docente che vi illustra un determinato istituto giuridico, ma vi trovate per vostra fortuna e anche per nostra fortuna a confrontarvi con diversi esperti proprio dell'argomento che oggi andiamo a trattare, che è il sessualismo e i diritti fondamentali. Questa è un'occasione importantissima per voi di crescita, ma soprattutto è anche un'occasione per cogliere altri profili di questa iniziativa di didattica innovativa sui quali noi puntiamo molto come Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il primo sicuramente è quello che ricordava poco fa la professoressa Brollo, ovvero sia l'interdisciplinarietà. È fondamentale che come studiosi di diritto privato voi impariate ad affrontare gli istituti giuridici guardandoli non da un unico angolo di vista, un unico punto di vista. In questo caso tra l'altro siamo ulteriormente fortunati perché non solo abbiamo dei giuristi al tavolo, ma abbiamo anche esperti di altre materie non giuridiche e questo vi fa capire quanto il diritto sia immanente proprio nella vita di tutti noi, nella vita di ogni giorno. Non solo, un altro profilo che merita di essere sottolineato è il legame con il territorio. Non a caso oggi abbiamo qui il Presidente del Comitato delle Pari Opportunità di Udine. Questo è un altro obiettivo che il Dipartimento si propone da diversi anni, che è quello proprio di essere maggiormente presente sul territorio e in questo senso l'iniziativa di Francesco Bilotta ha accolto appieno il nostro invito. C'è un altro profilo che mi preme sottolineare ed è quello della mobilità proprio del diritto. Questo incontro sul transessualismo e diritti fondamentali ci consente di cogliere la necessità che il diritto ha proprio di adeguarsi alle dinamiche della realtà sociale. Non mi esprimerò in termini di tema nuovo perché il transessualismo non è un tema nuovo, il nostro ordinamento giuridico se ne occupa già dall'inizio degli anni '80, ma è sicuramente un tema di grande attualità, nel senso che devono ancora essere raccolti degli input che in altri paesi invece sono già stati ampiamente raccolti, quindi nel nostro ordinamento giuridico c'è ancora questo work in progress, dei quali poi ci renderanno conto ovviamente i presenti qui, e questo è molto importante per voi anche per comprendere l'importanza di tenervi continuamente aggiornati, non solo come studenti ma anche quando uscirete dalle aule universitarie, non siete studenti, dovete sempre curare con molta attenzione quello che è l'aggiornamento. Un altro ringraziamento a Francesco, sempre come delegato alla didattica ma anche a titolo personale, per aver scelto un tema importantissimo che mette in evidenza proprio l'importanza dei valori di libertà e di dignità.
temi sui quali non insistiamo solo noi come giuristi, diciamo così, nel nostro ordinamento giuridico, ma insiste anche l'Unione Europea. Quindi in questo apprezzo moltissimo la scelta di Francesco, perché dobbiamo sempre tenerci allineati anche agli input che ci arrivano proprio dall'Unione Europea. Io sono un europeista convinta, quindi oggi sono anche particolarmente contenta visto i risultati delle presidenziali francesi, per cui speriamo di migliorare anche questa nostra sensibilità nei confronti delle tematiche che vengono messe in evidenza. Ultimo ringraziamento, e qui mi fermo, è un ringraziamento a titolo personale che rivolgo a Francesco, nel senso che grazie a Francesco io imparo sempre tantissime cose, devo dire la verità. Anche in questa occasione si è reso disponibile a fornirmi delle letture affinché io potessi capire meglio di che cosa ci occuperemo oggi, e in questo senso quindi mi sento di augurare non solo buon lavoro a tutti i presenti, ma anche di proprio augurare agli studenti e a me stessa un buon apprendimento. Allora, prima di dare la parola ai diversi relatori, ho l'obbligo proprio nei vostri riguardi di chiarire la ragione per cui a questo punto del corso noi ci occupiamo di questo tema. Perché nella parte introduttiva abbiamo accennato ai diritti fondamentali della persona, abbiamo, se vi ricordate, cercato di capire quali sono le forme standard di tutela dei diritti fondamentali della persona. Non abbiamo quest'anno, e l'ho fatto apposta perché mi riservavo poi di farlo in questa sede, trattato di un particolare diritto fondamentale, in modo da poter chiederci in concreto come quel diritto fondamentale vive nel sistema italiano e in particolar modo nella legalità costituzionale. La prospettiva che ho scelto, cioè quella del transessualismo, oggi serve a, come dire, colmare questa lacuna nel svolgimento dei nostri incontri e nello stesso tempo a porvi una questione che è una questione culturale, che è una questione sociale, che è una questione giuridica, da, come abbiamo visto, più punti di vista. Avremo il punto di vista della studiosa di diritto costituzionale che, come accennava poco fa Silvia Bolognini, che devo ringraziare. Io sono sempre un po' imbarazzato poi quando prende la parola, perché mi dice delle cose troppo belle e me le dice soltanto perché mi vuole bene, quindi sono del tutto immeritate. Dicevo Anna Lorenzetti, che è autrice di un libro, Diritti in transito, la condizione giuridica delle persone transessuali, una ricerca che è stata cofinanziata dal nostro dipartimento, quindi siamo doppiamente grati a lei di essere qui oggi con noi. Poi ci sarà la voce del processuale civilista Giacomo Cardaci, e questo come dire, è una presenza che mi è particolarmente cara, perché in tutte le nostre lezioni, quando ci siamo posti la questione di diritto sostanziale, abbiamo cercato poi di guardare a quella questione anche da un punto di vista processuale. Sapete benissimo come io ritenga inscindibili questi due momenti, cioè quello del diritto sostanziale e della sua tutela sul piano processuale, e quindi non potevo in questa sede non coinvolgere Giacomo. Due amici, oltre che due studiosi, Anna e Giacomo, che condividono con me un percorso ormai decennale, possiamo dire, perché tra i partner di questa giornata c'è anche un'associazione che è Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lenford, che ha cercato di utilizzare questi studi di carattere teorico per tradurli in azioni giudiziarie per modificare lo stato delle cose rispetto alla tutela delle persone transessuali. E quindi non è un caso che al tavolo oggi ci sia presente anche proprio istituzionalmente una rappresentante dell'avvocatura locale, la Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Udine. E questo perché la vostra attenzione sia chiamata sul fatto che ciò che studiate oggi e che ascolterete oggi, magari non esclusivamente su questo tema, un domani potrete viverlo come professionisti nella vostra quotidianità. A questi diversi approcci
teorici da più angoli di visuale e comunque pratico-applicativi, vengono preceduti dalla relazione della professoressa Fusco, come si dice last but not least, perché la professoressa Fusco, che è ordinaria di linguistica, oggi ci viene a parlare, addirittura la sua relazione introduce tutte le altre riflessioni più strettamente giuridiche che faremo, per una cosa che sapete già, perché vi ho sempre sollecitato a riflettere dal punto di vista delle interpretazioni delle norme di diritto privato sul peso che la cultura dell'interprete ha nell'elaborazione della regola del diritto. Noi possiamo far finta che non abbia un peso la cultura dell'interprete, possiamo pensare all'interprete come quest'essere avulso dalla realtà, che non è assolutamente influenzato dalle relazioni sociali che vive. Possiamo far finta che sia così, ma la realtà ci dice altro. E quando io dico interprete non penso soltanto al magistrato, penso prima di tutto a coloro, e ve l'ho detto più volte, che per primi hanno un contatto con i cittadini e le cittadine che hanno dei problemi giuridicamente rilevanti, e cioè gli avvocati. Cioè sono loro che per primi leggono le norme dell'ordinamento, ne traggono delle regole di comportamento e le illustrano poi a chi si rivolge a loro. Per cui quando io dico la cultura dell'interprete, io mi riferisco alla cultura di tutti gli interpreti, sì, i magistrati, ma anche gli avvocati, e poi, per chi di voi un giorno andrà a lavorare nelle pubbliche amministrazioni, i funzionari delle pubbliche amministrazioni, che fanno camminare nella quotidianità, rendono operative le norme di carattere giuridico. Quindi loro, dal punto di vista ermeneutico, non è un compito meno importante, meno difficoltoso rispetto a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento a ciò portati. Perciò renderci sensibili su una questione, cioè quella del linguaggio e delle discriminazioni che al linguaggio si possono collegare, è necessario. Ma la professoressa Fusco è qui anche ad altro titolo, e cioè come delegata del rettore sempre alla didattica, perché il nostro Ateneo, e qui di nuovo devo ringraziare la professoressa Brollo per l'impulso che ha dato negli anni, perché non è stata una questione di un giorno, l'impulso che ha dato negli anni per sollecitare il nostro Ateneo, l'amministrazione centrale, a fare qualcosa, introdurre quella che si chiama una buona prassi nei confronti delle studenti e degli studenti che durante gli anni della loro presenza in Ateneo si trovassero a vivere l'esperienza della transizione, cioè del passaggio dal genere diciamo assegnato alla nascita al genere percepito e quindi scelto poi per la loro vita. In questa fase, che forse è quella più delicata della vita delle persone transessuali, una sensibilità da parte dell'Ateneo era necessaria. Altri Atenei avevano già fatto avevano preso delle misure a questo riguardo. Udine decide di farlo definitivamente nel novembre scorso, cioè dando la possibilità alle studentesse e agli studenti di transizione di utilizzare quella che viene chiamata la carriera alias, di cui poi ci parlerà più diffusamente la professoressa Fusco. Io ringrazio e saluto anche il garante regionale per i diritti della persona, che è Walter Citti, un collega avvocato, per essere venuto qui oggi, e gli chiederei poi magari all'esito delle riflessioni che faremo anche di darci il suo punto di vista e spiegarci anche a livello regionale per le persone transessuali quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo. Ecco, quindi non rubo altro tempo, il mio compito era soltanto quello di illustrarvi il quadro d'insieme in modo che possiate cogliere poi il filo rosso che lega tutte le relazioni, e passo subito la parola alla professoressa Fusco, che ringrazio. Buongiorno a tutti e a tutte, mi affianco anch'io ai ringraziamenti ovviamente da rivolgere certo a Francesco per i suoi continui stimoli
e anche per la sua amicizia, ovviamente anche poi a Marina e alla delegata Silvia per il gentile invito. Oggi sono qua in doppia veste, come diceva Francesco, sia come docente e ricercatrice di ambito linguistico e come delegata alla didattica, per la didattica da parte del rettore, come delegata all'Ateneo. Quindi vi racconterò cose che riguardano da un lato la mia ricerca, perché come diceva Marina prima non si parla solo di cose che si fanno, ma di cose di cui si studia, cose che vengono studiate approfonditamente, che grazie poi al nostro studio vengono anche poi in qualche modo diffuse, riescono anche ad avere una circolazione. E dall'altra parte vi parlerò anche della buona prassi, cioè di questa ha avuto una lunga gestazione questa procedura e di cui appunto siamo onorati e orgogliosi finalmente di aver portato a termine. Cercheremo poi anche di migliorarla perché ha qualche lato ovviamente perfettibile. Allora, metto la giacca della ricercatrice, quindi della docente. Il titolo che con Francesco abbiamo scelto è Il linguaggio e le buone prassi contro le discriminazioni, e poi l'esempio dell'Università di Udine. Vorrei parlarvi quindi di alcuni aspetti della lingua italiana, per lo più, che vengono focalizzati come non come buone prassi, anzi come cattive abitudini che ormai, devo dire la verità, forse siamo anche troppo abituati ad ascoltare, ad utilizzare senza opporre resistenze, senza cercare in qualche modo di arginarle. E quindi ovviamente non sono buone prassi che hanno a che fare con le discriminazioni in generale. Il mio ambito di ricerca prevalente è ovviamente la lingua italiana, le lingue straniere, ma in particolar modo l'applicazione del genere femminile in tante tipologie testuali della lingua italiana. Non mi soffermo ovviamente su tutto perché non avrebbe senso. Scorriamo assieme degli esempi. Vi faccio vedere un po' cosa succede quando parliamo delle donne, quando parliamo di altre persone e quando e come parliamo di queste persone. Per iniziare però io vi ho portato alcuni punti fermi che sono un po' una specie di ritornelli che punteggiano un po' la mia mente quando faccio ricerca, cioè il concetto di stereotipo e a cui dovrei affiancare ovviamente quello di pregiudizio, perché siamo intrisi di stereotipi e facciamo molta fatica a combatterli e ovviamente anche metterli un po' da parte. Vi ho lasciato al Presidente la definizione, ma è una mia rielaborazione un po' complicata. Insomma, lo stereotipo io lo vedo un po' come una specie di lente che riduce, che non fa vedere bene le cose, una specie di lente distorsiva della realtà e soprattutto è una lente che poi tende a consolidare un ordine precostituito, che di solito è un ordine gerarchico e che anche nella lingua purtroppo ha dei riflessi e delle ricadute negative. Il benaltrismo, sono anche stufa di sentirlo, però ormai sta diventando una specie di alibi, di difesa non solo della nostra politica, ma vedo anche qua dentro l'università, c'è ben altro di cui discutere, quindi non serve che discutiamo di queste cose. Poi c'è l'insulto e l'aggressione, di cui forse dovremmo parlare in maniera più diffusa anche dal punto di vista giuridico, e la lingua italiana, ma in generale qualsiasi tipo di lingua, ovviamente non solo la lingua italiana, si presta in maniera favorevoli all'uso dell'insulto e dell'aggressione, ovviamente in particolari ambiti. L'ambito più, quello che almeno io uso come osservatorio ovviamente è la stampa, ma i social media sono un serbatoio enorme non solo per lo studio, per identificare e individuare appunto che cos'è l'insulto e cos'è l'aggressione totalmente gratuita spesso, non è un'aggressione ovviamente, è spesso pretestuosa, ma poi vedremo. Poi c'è la metafora violenta, questa invece ha a che fare con un altro tema sul quale ormai ci siamo tardati tanto, ma anche questo riguarda un po' una fase del benaltrismo, cioè il femminicidio, ma sì, anche a me dicono, ma non hai altre cose di cui discutere, insomma, continui ancora a parlare delle parole che si utilizzano per il femminicidio? Sì, continuo, e vedrete perché. E poi ovviamente la metafora violenta va anche a colpire altre persone e in particolar modo vi farò vedere alcuni esempi che trattano di un fatto ormai accaduto qualche anno fa, nel 2009, il cosiddetto fatto Marrazzo, che ha coinvolto l'ex presidente della regione Lazio, il quale era appunto coinvolto in una faccenda che sembrava quasi una specie di
di scandalo, sì, ma non è tanto il fatto in sé che non voglio giudicare, ma è tutto il contorno, soprattutto dovuto dalla stampa, la cattiva stampa, come ha raccontato questi fatti e soprattutto come ha insultato le persone coinvolte, oltre a Marrazzi. Per iniziare a riflettere io vi ho portato alcune, sono citazioni, non tantissime, devo dire, è anche il mio lavoro quello di raccoglierle, ma per farvi capire qual è il contorno della mia ricerca. La prima citazione è una citazione che ha tutt'altra origine, ovviamente fa parte di una riflessione molto dolorosa e drammatica del Terzo Reich. Klemperer ha studiato la lingua del nazismo e ha studiato la propaganda nazista, come le parole, la retorica nazista è stata utilizzata per convincere molte persone. Non siamo lontanissimi dal Terzo, no, siamo lontanissimi ovviamente dal Terzo Reich, ma non siamo lontanissimi dalla propaganda. Cioè le specificità e le particolarità scoperte da Klemperer non sono così inconsuete nella politica attuale. Lui dice: le parole possono essere come minime dosi di arsenico, ingerite senza saperlo, sembrano non avere alcun effetto, ma dopo un po' di tempo ecco rivelarsi l'effetto tossico. Noi non ce ne rendiamo conto, ma tutti gli slogan che utilizziamo così anche un po' in maniera ingenua, anche sciocca, sono altamente tossici. Calvino: credo poco alle virtù del parlare francamente, molto spesso ciò vuol dire affidarsi alle abitudini più facili, alla pigrizia mentale, alla fiacchezza delle espressioni banali. Anche qua faccio riferimento in particolar modo al politically correct, che sembra quasi un altro alibi della lingua italiana, però nasconde o pochezza di idee e pochezza di argomentazioni, o nasconde invece ragioni un po' più subdole e più carsiche. Infine, cito un linguista, ovviamente, vicino a casa mia, Beccaria del 2007, Beccaria è un grande linguista dell'Università di Torino. Dietro le parole si affaccia una visione delle cose, una filosofia, un credo religioso, un punto di vista, insomma una cultura, intesa come insieme di conoscenze, delle credenze, del costume, di qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dell'uomo come membro di una società. La lingua riflette pareri condivisi, credenze comuni. D'altra parte che dice abitudine acquisita dell'uomo come membro di società, io già dovrei dire qualcosa che non mi ritrovo nella citazione, ma perdono Beccaria, gliele abbiamo già fatto notare più volte. Ma a parte questo, quello che ci interessa è capire che dietro le parole ci sono appunto abitudini, stratificazioni, c'è cultura, ma la lingua riflette pareri condivisi, credenze comuni, cioè noi usiamo la lingua per esprimere il nostro punto di vista. Se non usiamo bene la lingua, cosa facciamo? Usiamo il punto di vista altrui, non riflettiamo in maniera critica su quello che stiamo dicendo e come lo stiamo dicendo. Questo è un esempio, spero che si veda bene, no? Grazie a Francesco che mi ha mandato questo pezzettino che io avevo perso, che ha colpito, cioè a noi come studiosi, ma non solo noi, insomma, penso un po' tutti, la replica e la reazione anche piuttosto, in questo caso virulenta, di Napolitano di fronte alla parola sindaca, orribile. Permettetemi di reagire alla trasformazione della lingua italiana, non è una trasformazione, è abominevole, questo è un aggettivo esagerato, pronunciare le parole sindaca e ministra. Giorgio Napolitano con una sola battuta in effetti demolisce una delle innovazioni linguistiche degli ultimi anni, la declinazione al femminile delle cariche istituzionali, e peraltro poi lo fa davanti a Boldrini che invece sappiamo benissimo, no, è un fatto un po' spiacevole. Quello che a me, vabbè, il fatto in sé ovviamente molto spiacevole, mi ha un po' rattristato anche l'uso delle parole in questo caso, no? Orribile la parola sindaca, abominevole. Ecco, la reazione di Napolitano poi è scaturita tutta un'altra serie di reazioni, addirittura il cerimoniale poi della Presidenza del Consiglio voleva ritornare indietro, che sulle scia ovviamente delle parole di Napolitano ha invocato il diritto per dire appunto che le cariche sono neutre e non sono declinabili al maschile e al femminile. Quindi una polemica totalmente sciocca. Vedete come le parole possono, vabbè, anche l'autorevolezza delle persone ovviamente, però le parole possono davvero ferire, far male, o addirittura, come dice qua il giornalista, con una battuta demolire una delle innovazioni linguistiche dell'ultima. Non è un'innovazione linguistica, il fatto che il femminile esiste nella lingua italiana, lo continuo a dire, lo dirò finché avrò fiato, non è un'innovazione, perché allora non avremmo il femminile nell'italiano, non è il femminile un'innovazione, è il fatto di declinare certe parole che non siamo abituati a declinare al femminile, quella può essere un'innovazione, ma il femminile l'abbiamo sempre utilizzato, almeno mi auguro, ma penso proprio di sì. Passo velocemente a citare solo il caso di Alma Sabatini, perché è lei che ha tanti anni fa, insomma, negli anni 80, ma lei
lei è scomparsa purtroppo, a iniziare una lunghissima battaglia anche a livello politico sul riconoscimento appunto, e sul riconoscimento e sul rispetto del genere femminile, soprattutto in alcune tipologie testuali, soprattutto l'editoria scolastica, la stampa, e poi via via si sono affiancate tutta un'altra serie di tipologie fondamentali, tra cui anche per esempio i testi di ambito giuridico. Cito Alma Sabatini perché appunto è doveroso ricordare tutta l'opera fruttuosa messa in piedi da Alma Sabatini e che noi stiamo cercando ovviamente di continuare con un po' con fatica, ma con molta resistenza. Passo, non voglio farvi perdere tempo, però insomma la sua critica più feroce era quella appunto non solo utilizzate il femminile, ma fate attenzione ad utilizzare il maschile neutro, che cercate di capire fin da subito, maschile neutro è un ossimoro, non può esistere un maschile neutro, poi maschile, poi neutro, e quindi di non utilizzare il maschile in senso inclusivo, non rispettando ovviamente le altre componenti, tra le quali ovviamente le donne, ma a cui dobbiamo aggiungere adesso anche tantissime altre componenti. Io non sono non mi affido al binario, alla coppia binaria, al binarismo maschio-femmina, perché contemplo tutto ciò che c'è all'interno, quindi il maschile inclusivo va tarato per alcune situazioni testuali, per alcuni contesti, ma non sempre, cioè non utilizzato come un'abitudine linguistica. Poi vi faccio alcuni esempi dai dizionari perché vale la pena anche riflettere sugli strumenti che adoperiamo per imparare o per utilizzare bene l'italiano. Un'altra critica che Alma Sabatini fa diciamo così, ai grammatici, non è una critica dei grammatici ovviamente o dei lessicografi, è quello di utilizzare delle coppie, questo si chiama un po' la simmetria semantica, no? Coppie di parole che nascondono però diciamo un valore denigratorio soprattutto nella parte femminile. Se ci ragionate, se fate una riflessione sulla coppia un uomo libero, una donna libera e l'andate a controllare sul dizionario, troverete che l'uomo libero è l'uomo dotato di libero arbitrio, per fortuna. La donna libera, che abbia arbitrio o meno, è irrilevante perché non viene citato, ma è soprattutto una donna che ha costumi liberi, cioè nel senso che può, e di solito che svolge una professione, che è quella della prostituta. Quindi non è proprio la stessa cosa. Un governante e una governante, un governante, sempre se andate a verificare sui dizionari, su qualsiasi strumento, non solo lessicografico, è colui che governa una nazione, un paese. La governante, sì, anche lei governa, ma di solito la casa. Non ha la possibilità di governare altro. Noi sappiamo benissimo che la realtà è diversa, anzi la fotografia ormai è completamente diversa. Però gli strumenti che abbiamo a disposizione continuano a fotografare una realtà che non esiste più. Vado avanti. Questo è un commento sul benaltrismo, che peraltro data 1987. Questa è una reazione di Beniamino Placido alle critiche mosse appunto da Alma Sabatini. E Beniamino Placido dice: come è andata a finire poi quella storia, un anno dopo la pubblicazione dei libretti di Alma Sabatini, delle femministe della Presidenza del Consiglio impegnate a correggere la nostra lingua, scriverate in senso maschile, maschilista, non è finita, è continuata. Hanno continuato le donne protagoniste dell'iniziativa a riproporre televisione, ma si guardino in giro, vedano un po' se non ci sia per caso una qualche battaglia più meritevole della loro intelligenza e delle loro energie, cioè che si dedicano ad altro. Qualche anno fa, quando Boldrini ha inviato, grazie anche poi alla vice del Senato, la vicepresidente del Senato, che allora era l'attuale ministra Fedeli, avevano inviato una bellissima lettera ai deputati affinché iniziassero a utilizzare una lingua più rispettosa dei generi. E quale l'articolo che io ho raccolto da Sole 24 Ore parla proprio del benaltrismo, dicendo appunto che la Presidente, per fortuna, ha attaccato il benaltrismo, cioè la tendenza a sminuire, denunciando che i problemi sono ben altri, perché Laura Boldrini è stata e viene ripetutamente attaccata per qualsiasi cosa lei dica, ma soprattutto per questioni femminili, cioè per queste questioni legate al sessismo linguistico. Mi aggancio subito all'insulto perché volevo leggervi un commento che è stato inviato che non si firma ovviamente, nei commenti che vengono rilasciati poi dal Sole 24 Ore. A pochi minuti dalla pubblicazione della lettera e quelle decine di commenti contro, un utente di Twitter scrive: Presidente, per smettere di twittare desidera un brava? Lei è sufficiente o preferisce altro? Ci dica. Mio Dio, ma volete fare cose serie? Il lavoro? Impari prima lei il rispetto.
Da cittadino le dico che per me non ha i requisiti minimi per ricoprire la tale carica, poi veda lei. Un altro tweet, non si firma, perdonate il turpiloquio, collega, collego, stronza. E in effetti, nonostante la maggior parte dei commenti sia scritta da uomini, non mancano le critiche di alcune donne. Anna scrive: la paladina delle cause inconsistenti e inutili, un po' di buon senso che diamine. E Sabrina scrive: questione di forma e la sostanza, e continua così fino all'ultimo, che non vi leggo, in cui un utente le dichiara di morire in maniera piuttosto violenta, in un incidente ma molto sofferto. Questo per farvi capire appunto come si arriva poi subito all'insulto e alle aggressioni. Queste sono oscillazioni nell'uso della lingua italiana che continuano a essere costantemente registrate, cioè il continuo oscillare maschile e femminile. Leggo solo l'ultimo esempio, che è piuttosto datato, che però fa ridere sempre i miei studenti e gli studenti con il quale poi cerco di ragionare loro sull'uso della sintassi, delle virgole, perché questo è il mio lavoro. Il sindaco di Cosenza in un'intervista: aspetto un figlio. Il segretario di S ai giornali: il padre sono io. Immaginate il clamore suscitato da questo titolo. L'ambiguità ovviamente poi si scioglie leggendo bene il corpo dell'articolo. Nicola Adamo, segretario regionale della Calabria DDS, il padre del bambino che porta in grembo, Eva Catizzone, 38 anni, sindaco di Cosenza, socialista. Qual è il problema? Che non lo so perché in italiano diventa assai difficile accordare il genere a tutto il resto nella frase. C'è una regola molto semplice che abbiamo imparato alle scuole elementari: l'accordo è referenziale. Se il soggetto, per i soggetti animati ovviamente, non per gli animali o per gli oggetti, se il soggetto è una donna o un uomo, tutti gli accordi devono essere o al femminile o al maschile. Chissà perché in italiano è difficile. E queste sono ulteriori oscillazioni. Vi prego l'ultima citazione. In queste immagini si vede Emma, la figlia primogenita del ministro Gelmini, virgola, già rientrata al lavoro nonostante allatti. Se ragionate bene, qua è la piccola Emma che è rientrata al lavoro nonostante allatti. Allora, facciamo un cortocircuito sintattico dovuto ovviamente ad una virgola sbagliata, però per un apprendente straniero, insegna italiano agli stranieri, una frase di questo tipo crea qualche difficoltà di comprensione, perché non capisce come mai il ministro Gelmini, la figlia, è rientrata al lavoro, eccetera. Infine, visto che abbiamo citato la Francia, è stata lasciata in pace dai giudici persino Ségolène Royal, che certo non è un uomo politico di destra, e infatti non lo è. Cosa diceva Sabatini? E purtroppo questo me lo confermano tantissime colleghe: il desiderio di non, anche inconsapevoli, di dare risalto a un diverso livello della carica è il motivo che induce molte donne, ma tantissime, a sentirsi più rassicurate con il genere maschile. E quindi, perché? Perché il genere maschile è ritenuto più prestigioso. Ho lavorato tanto, ho studiato tanto, quindi mi devi chiamare avvocato, non avvocato. Lo dico perché c'è l'amica qua con la quale abbiamo appunto discusso. Le ipotesi, su queste ipotesi valgono anche per i casi che vedremo dopo. Le forme femminili non piacciono perché sono brutte, non esiste una forma brutta o bella nella lingua italiana, in grammatica, in linguistica. C'è molta insicurezza da parte delle donne, e talvolta anche da parte degli uomini, nell'usare la forma giusta, perché non avendo essendoci molta esuberanza, nel senso molta varietà nell'uso, avvocato, avvocata, avvocatessa, donna avvocato, avvocato donna, quale forma devo usare? Spesso anche per chiedere. Poi neutralità del genere maschile, per favore, è supposta neutralità del genere maschile, non esiste il maschile neutro. Qua ho fatto solo un piccolo asterisco: educazione linguistica e ruolo della scuola. Questo ovviamente è il compito che io, piuttosto tortuoso, ma che, come vi dicevo, resisto, cioè quello di educare fin da piccoli, cioè già entrare nelle scuole spiegando come si usa il femminile. Vado avanti perché non c'è tempo. Questo invece è un bruttissimo esempio di stampa dove l'insulto e l'aggressione denigratoria è dalle prime righe, cioè, nel senso è tutto un articolo costruito contro una donna. Siamo anche qua in epoca, ahimè, la cito perché è un florilegio di esempi, cioè l'epoca Berlusconi, non ce l'ho per Berlusconi, però devo dire la verità che la stampa in quegli anni ci ha offerto tantissimi esempi, sia come buone prassi ma soprattutto come cattive prassi, cioè discriminatorie soprattutto nei confronti delle donne, ma non solo. L'oggetto
di questo articolo è ovviamente attaccare ad Addario, che era stata intervistata in un'unica trasmissione. E quello è stato anche il momento in cui si è imposta un'altra parola brutta in italiano, escort, che è una parola che rientra nel politically correct, cioè non dico prostituta o altro, abbiamo qui quasi 300 sinonimi per indicare la prostituta in italiano. Bene, anche lì l'esuberanza forse dovrebbe farci riflettere. Per non usare le brutte parole, perché effettivamente sono parole offensive, cosa faccio? Utilizzo una parola che sembra non offensiva, escort, per indicare la mignottona d'autobordo, perché poi comunque lì si arriva, perché si fa finta di dire escort per poi dire ben altro. Escort peraltro ferendo e rendendo la vita delle vere escort un dramma, nel senso che la parola escort era per indicare quelle persone che, per più ovviamente donne, che lavoravano nei convegni, accompagnatrici turistiche, ma che accompagnavano, ma non che erano accompagnatrici in un certo senso, ma in un senso non da dizionario, perché purtroppo nel dizionario accompagnatrice è la prostituta, torno sempre lì. E lo stesso è successo con massaggiatrice. Molte mie colleghe fisioterapiste, che appunto fanno massaggio, mi hanno detto non possiamo più usare massaggiatrici negli annunci di lavoro perché venivamo chiamate per altro tipo di prestazioni. Ecco, vedete cosa si crea? Si creano questi incidenti drammatici poi per chi svolge determinate professioni. Io non vi commento questo articolo perché avrebbe bisogno, io di solito ci impiego 4 ore con i miei studenti, però vi ho segnalato in rosso la metafora della donna auto, sfibrare il motore, escort, quindi c'è anche il gioco di parole, poi esperienze sessuali, poi c'è un linguaggio anche colloquiale che insulta, no? Mannaggia, roba, non poco, poi mignottone d'autobordo, lentezza esasperante, eccetera, eccetera. E poi se la prendono ovviamente con Concita De Gregorio perché partecipava all'intervista con non mi ricordo chi era. E poi aveva anche ovviamente scritto sull'Unità alcuni commenti e viene addirittura chiamata direttora, sapendo benissimo che il femminile è direttrice. In questo caso l'uso del femminile è altrettanto denigratorio. Un altro strumento che viene utilizzato nella stampa italiana, ma non solo nella stampa italiana, ormai lo sento anche nel lessico colloquiale, l'uso dei diminutivi e dell'antroponimo, cioè del nome proprio, anche qua sempre con una finalità denigratoria, irrisoria e quindi insultante. Vi ho preso un pezzettino di un'intervista, estrapolato un'intervista di La Russa su Sky News 24, stava litigando ovviamente con la De Gregorio. Non si permette di mettere come bandiera le sue parole quella sua faccina educata, la sua faccettina educata, si tappi la bocca con un turaccio, vergogna, Concitina. Qua abbiamo il nome proprio e il diminutivo sommati assieme. La virulenza è un attacco piuttosto, è un'intervista piuttosto virulenta, questo è solo un pezzettino. Concita De Gregorio si difende benissimo e non ha bisogno della mia difesa linguistica, ma era solo per farvi riflettere su alcuni usi che non solo i mezzi di comunicazione adottano. Qua poi vi ho raccolto i vari nomi propri delle persone coinvolte nel famosissimo scandalo Marrazzo. Transessuali, che appunto finiti in questa drammatica vicenda, una di queste persone poi è anche morta, quindi ha perso la vita. E in tutta la storia io non ho trovato pochissimi articoli che sono riusciti, forse 5, che sono riusciti a raccontare le cose con un po' di garbo e rispetto. Per il resto queste persone venivano appunto identificate con un nome proprio, quasi sempre con un tono non tanto denigratorio ma irrisorio, sì, Natalie, China, Cina, Brenda, Brendona, Blenda, Blendolona, come se fossero poi delle persone addirittura senza un'identità anagrafica. Ma il problema che mi aveva all'epoca fatto arrabbiare e che mi fa tuttora arrabbiare, ritorna anche col femminile, è l'accordo, cioè non si riesce mai a capire come costruire la frase. E guardate questi 2 esempi. Il trans, José Alexander Villar Silva, 37 anni, il trans brasiliana, testimone davanti al GIP, è indagato per droga.
Allora, pensate a una tesi di laurea, qualsiasi elaborato, una frase di questo tipo verrebbe subito bloccata ovviamente dal docente, perché dice allora qua abbiamo di nuovo questi corticircuiti con l'accordo. Perché? Perché non si sa usare l'accordo. Certo, non lo sappiamo usare con le donne, figuriamoci. No, adesso non voglio prendere in giro i giornalisti, ma è possibile che non si riesca a ragionare con un po' di buonsenso e di un'applicazione della norma grammaticale? Uno dei trans di via Grado, di Brenda, poi sposa amica di tutti quanti, l'identità anagrafica viene totalmente cancellata e viene appiattita sul nome proprio, ma è stata prelevata dal Ross nel suo appartamento di via Due Ponti, per essere sentita. Allora è uno dei trans per essere sentita. E si va avanti così. Anche questo è ripeto, un piccolo esempio, un saggio minimo, di come continuiamo a non rispettare le persone, che siano donne o che siano altre persone, coinvolte. Ripeto, questi sono fatti che ovviamente avevano avuto una risonanza eclatante, ma lo notiamo anche nel piccolo, anche parlando fra di noi, non solo con la stampa. Salto perché sul femminicidio avrei tantissime cose da dire, ma volevo però farvi riflettere su, anche qua, il mio punto di vista è questo: una consapevolezza vigile e attiva del legame tra lingua e visione del mondo, in quanto requisiti irrinunciabili per ragionare sulla violenza di genere e sulla relazione uomo-donna. Io parto sempre da questo presupposto, che è un po' la frase di Beccaria. Guardiamo la metafora della gelosia e della pazzia e cerchiamo di capire come è possibile scrivere determinate cose e essere anche convinti di quello che si dice. La metafora, un po' come lo stereotipo, il pregiudizio, è una specie di involucro che ci aiuta un po' a concettualizzare, no? A prendere dei punti fermi nella realtà. E questo punto fermo può diventare poi ideologico, può diventare una convinzione. Io vi leggo solo l'ultimo perché è quello più violento. Per Daniele Uguetto Pianpeschet, che forse è ucciso per amore, una donna nigeriana, di mestiere puttana. Spero non sia stato lui, e se invece è stato lui spero gli venga comminata una pena mite, perché chiaramente aveva perso la testa. Allora, una ricerca che sto facendo ormai da tantissimo tempo è appunto la metafora della gelosia, della pazzia, del raptus, come se poi fossero sempre, fosse la gelosia il motore di tutto, e quindi, poverino, era geloso. Lo stesso caso 3, il biglietto del notaio omicidio, sono l'unico responsabile, sua moglie non l'avrebbe mai lasciata e neppure sua figlia che adorava, un tesoro di marito. Ma quella donna dell'est, giovane e alta bionda, lo aveva coinvolto tanto, troppo. Che dire. E torniamo invece all'istituzione, che è meglio, perché ve lo lascio come spunto di riflessione, l'uso della metafora, in questo caso io la chiamo la metafora della pazzia, del raptus, ma è molto più stringente, perché non è solo l'uso della metafora, è quello che c'è dietro l'uso della metafora, che usiamo costantemente senza rendercene conto. L'istituzione cosa fa? Cambio la giacca velocemente e divento delegata, quasi, aspirante. Allora, cosa abbiamo fatto in questi anni? Fatti cosa abbiamo? Nel senso che è vero che è una discussione che è nata molti anni fa, questa della chiamiamola procedura ANIS, noi l'abbiamo chiamata poi burocraticamente procedura di gestione dell'identità di transizione, ma poi abbiamo dovuto ovviamente spiegarla con un po' di pazienza. Come diceva Francesco, siamo arrivati finalmente, dopo lunga gestazione, a novembre del 2016. Non è stata una lunghissima gestazione, almeno da quanto io sono delegata, che questo è il 4º anno. Perché questa lunga gestazione? Perché vi devo confessare che nonostante la buona volontà e nonostante anche la tenacia, non sono mie, perché poi io sono un pezzettino del sistema, ma anche delle segreterie, corre l'obbligo ovviamente di ringraziare gli uffici che mi hanno costantemente supportato e aiutato in questi anni, devo anche far notare una certa resistenza da parte, non tanto da parte dell'università in sé, perché sarebbe sciocco, ma una resistenza da parte di alcune componenti dell'università, non credo spero insomma, non tanto per ideologie chissà che strane, ma intimorite dalla novità. In effetti ogni cambiamento porta sempre poi molta preoccupazione. Quindi abbiamo, forse, lo dico anche per scusarmi, perso un po' di tempo, proprio perché abbiamo dovuto lavorare tantissimo per cercare di confezionare al meglio. Non è certamente il meglio che potevamo fare sicuramente di più,
però per confezionare una delibera che potesse in qualche modo tutelare e potesse essere soprattutto uno strumento, un vero strumento di diritto allo studio per alcune persone che si trovano in una situazione, in circostanze della vita delicate, per le quali dobbiamo mostrare, a mio parere, una sensibilità aggiuntiva, diversa e anche un rispetto che forse spesso ci dimentichiamo di utilizzare. E abbiamo pensato, confrontandoci poi con altri atenei, non tantissimi sono gli atenei che hanno adottato, perché sono ancora molto in fase di discussione, come lo siamo stati noi in questi anni, non hanno adottato questa procedura. Io mi sono confrontata soprattutto con Verona, perché ho trovato un collega gentilissimo, forse li conoscete, Lorenzo Bernini, che mi ha aiutato tantissimo e che mi ha aiutato anche un po' a capire le resistenze di tipo burocratico-amministrativo, perché poi si va sempre lì, è la burocrazia alle volte che si ostacola alcune prese di posizione. E abbiamo cercato quindi di chiarire tutti i punti che sembravano oscuri, e abbiamo costruito questa procedura di cui al momento sono io responsabile come referente, ma in realtà poi sarà ovviamente, quando non sarò più io delegata sarà qualcun altro, cercare appunto di venire incontro ad determinate esigenze. Si era già verificato non a Udine, se non in maniera non del tutto chiara, ma sicuramente in altri atenei si erano verificati casi in cui la persona allo sportello o all'esame non coincidesse, non corrispondesse, ci fosse una diretta corrispondenza con il documento anagrafico. E in alcuni casi sono persone che sono state respinte sia all'ufficio che in sede di esame, proprio perché non c'era, insomma è ragionevole anche, però bisogna anche cercare di contestualizzare poi. Per evitare queste situazioni si è proceduto con il dispositivo della carriera alias. La carriera alias è un dispositivo peraltro ben noto soprattutto per gli studenti Erasmus, è la stessa procedura che noi utilizziamo per gli studenti, cioè non ci vuole, capite che la soluzione ce l'hai praticamente sul tavolo, ma non la vuoi vedere. È la stessa procedura appunto utilizzata per gli studenti che vengono in scambio. È una procedura che consente alla persona coinvolta di avere ovviamente il proprio documento anagrafico che corrisponde alla sua identità anagrafica, ma di avere un altro, diciamo, si potrebbe chiamare libretto, che anche se non è proprio un libretto, ma di avere una specie di una carriera alias che funziona all'interno dell'università e che permette quindi di poter usufruire dei benefici dell'università, dei servizi che ti consente, che ti consegna, che ti offre l'università, con tranquillità, rispettando il benessere e la serenità di queste persone. E quindi rientra tutto questo discorso ovviamente come una buona prassi, sicuramente contro una discriminazione, ma è un diritto allo studio. Queste persone devono studiare tranquillamente, non devono essere ovviamente colpite da nessun tipo di pregiudizio, nessuno dovrebbe essere mai colpito da pregiudizio, non solo questi ma neanche altri, e di poter quindi gestire la loro carriera universitaria con rispetto e con serenità, lavorando assieme agli altri e lavorando assieme a noi docenti. Quindi con un po' di fatica, però ce l'abbiamo fatta. A novembre abbiamo proceduto con la delibera sia del Senato che del CDA, adesso è tutto in ordine. Forse qualche cosina, come dicevo prima, dovremo modificarla, adesso vediamo via via come verrà, non l'abbiamo ancora applicata, quindi dobbiamo vedere se quando ci saranno dei casi, se si creeranno eventuali perplessità o eventuali problemi, come correggere il tiro. Ovviamente, finché io ci sarò, sicuramente sono disponibile a farlo. Perdonate se sono stata troppo lunga e grazie dell'attenzione. Grazie Fabiana, solo due. Posso farla vedere? Sì. Ecco, scusate perché volevo farvi anche sorridere, però non tanto. Non è che le donne devono uscire dal silenzio, è che gli uomini non vogliono uscire dalla sordità. Perdonate, ma non ce la facevo, devo farvela vedere. Scusate. Ecco, allora prima di passare la parola agli altri relatori, solo due proprio sottolineature. Da quello che ha detto Fabiana, abbiamo colto innanzitutto che c'è una struttura della nostra lingua che riflette una organizzazione della nostra società, un'organizzazione binaria dove ci sono i maschi da un lato e le femmine dall'altra. Già questo ci pone delle questioni, le abbiamo analizzate,
c'è un livello di complessità ulteriore quando ci sono delle persone che non si ascrivono né al genere maschile né al genere femminile, oppure che, essendo state ascritte originariamente al sesso maschile, transitano verso quello femminile o viceversa. Secondo, su questa strutturazione della lingua, che riflette dei rapporti di potere a livello poi sociale e quindi giuridico, si innesta una cultura maschilista, come abbiamo visto, che anzi io proprio spregiativamente questa volta voglio chiamare macista, proprio perché una volta tanto voglio utilizzare al contrario quest'arma retorica. Da ultimo, rispetto alle questioni delle buone prassi, abbiamo visto che forse non si è neanche resa immediatamente conto, forse sì, cioè nel giustificare l'adozione da parte dell'Ateneo di questa buona prassi ha fatto la professoressa Fusco subito riferimento a un diritto di rilevanza costituzionale come è il diritto allo studio. Questo è uno dei diritti fondamentali che sono connessi alla tutela delle persone transessuali. Allora io passo subito la parola a Anna Lorenzetti, la cui delegazione è lo Statuto Costituzionale della persona transessuale. Le chiederei, se è possibile, di ottenere in un quarto d'ora l'intervento, perché l'idea è che possiamo parlare tutti quanti e magari se residua un po' di spazio poi rispondere a delle domande. Parlo del mio mezzo. Buongiorno e un ringraziamento diciamo che normalmente in queste occasioni avviene quasi per prassi, per doverosità, e che però nel mio caso è realmente sentito perché, come diceva, come ricordava prima il professor Pilotta, il vostro Dipartimento ha contribuito supportato la mia ricerca, consentendo di uscire da quelle che erano un po' le secche che tante volte i nostri studi, le nostre ricerche incontrano. Lo ricordava bene la professoressa Fusco, noi facciamo ricerca, studiamo perché poi questo diventi un grande umiltà, lo dico, però in qualche modo diventi un patrimonio comune e generi in qualche modo inneschi dei cambiamenti, delle nuove riflessioni, delle nuove prese di consapevolezza. Allora, di qui diciamo il nucleo centrale di quelli che sono stati i miei studi. La professoressa Brollo faceva nella sua introduzione riferimento al fatto di piombare, mi pare che avesse detto, di inserirsi direttamente nella realtà, in una realtà che in realtà è molto poco nota, molto poco conosciuta, perché interessa un numero veramente minimo, molte poche persone, e che è una vicenda che in realtà interessa il diritto sotto numerose prospettive, numerosi temi, numerose vicende. La condizione transessuale ha visto in Italia una regolamentazione, siamo stati il terzo paese in Europa, oggi sembra strano dirlo, fin dal 1982, quando fu approvata una legge che in realtà noi chiamiamo la legge sul transessualismo, senza che però questo testo faccia in alcun modo riferimento né alla persona transessuale o transgenere né alla condizione di transessualità o di transessualismo. Fa riferimento solamente ad un procedimento, di qui diciamo la presenza del collega Cardaci, al procedimento di modificazione del sesso inteso come sesso anagrafico e come sesso anatomico. Allora, ragionando nell'ottica della mia disciplina, cioè nell'ottica del diritto costituzionale, il primo punto di interesse è quello che riconduce l'approvazione della legge e l'introduzione nel nostro sistema di questa normativa, non tanto a quella che è stata una battaglia di diritti, di rivendicazioni, come per molti versi invece è stata l'approvazione lo scorso anno della legge cosiddetta Cirinnà sulle unioni civili, ma in realtà è entrata con una motivazione da un lato di natura teorica, con la copertura del diritto alla salute, del diritto fondamentale che la Costituzione riconosce all'articolo 32, dando partendo dal presupposto per cui la persona transessuale ha bisogno, per ricomporre la propria identità di genere fratturata tra un'appartenenza anagrafica e sessuale corporea ad un sesso e il proprio sentire, la propria psiche, che invece sono appartenenti all'altro sesso, all'altra categoria che noi convenzionalmente nominiamo come maschile o femminile. Quindi sotto la copertura dell'articolo 32 venne introdotta questa legge, allora considerata molto moderna, molto innovativa, oggi a mio parere bisognosa di numerosi ritocchi, che però
ci proiettò in una dimensione di grande modernità. In realtà c'era una motivazione anche di natura un po' più banale e spicciola, cioè avevano iniziato ad essere molto frequenti e molto comuni gli interventi chirurgici fatti all'estero, soprattutto in Francia e in Marocco a Casablanca, alla fine degli anni 70, e il rientro in patria di persone con cittadinanza italiana che avevano cambiato sesso all'estero comunque generava delle distonie. Queste persone non potevano essere riconosciute nel nostro sistema, non avevano più un'identità anagrafica corrispondente al proprio aspetto, e questo in qualche modo veniva considerato un elemento rispetto a cui porre rimedio. E ve lo dico perché la narrazione di quella che è stata l'origine storica della legge per molti versi restituisce, non dico giustifica, però sicuramente dà conto di quelli che ne sono i limiti, perché questa legge non fa riferimento ad uno statuto costituzionale della persona transessuale, come invece in altri contesti giuridici. C'è una bellissima voce del vostro professore che dà del Digesto, che affrontando il tema dà proprio conto delle diverse soluzioni normative, e si può osservare come diciamo, più sono introdotte in tempi vicini, in tempi recenti, e maggiore è la consapevolezza di quelle che sono le vicende. Allora di tutto ciò non fu dato conto, non si parlava ad esempio della dimensione del diritto allo studio, del diritto al lavoro, delle questioni familiari, ma solo delle modalità procedimentali attraverso cui una persona di sesso maschile anagrafico poteva diventare una persona di sesso femminile o viceversa. Di qui la costruzione negli anni di tutta una serie di pratiche, di prassi, in parte attraverso i protocolli, in parte proprio gestite dalle pratiche degli ospedali, delle strutture sanitarie, che hanno come dire, colmato, hanno progressivamente riempito quei vuoti che la legge non aveva come dire, completato, perché la legge fa solo riferimento a dei temi, a delle questioni, affrontandole sotto una prospettiva di carattere molto generale. Per esempio si diceva nella versione originaria, quando è necessario l'intervento chirurgico è autorizzato da un giudice, e quando è necessario è un'espressione che non ha un significato direttamente allusivo a una prospettiva concreta. Quando è necessario per chi? Quando è necessario per cosa? Chi è che stabilisce la necessità? La persona, gli altri, i medici, i giudici, gli assistenti sociali? E di lì, diciamo, se l'origine storica ci illustra, ci spiega come la necessità dell'intervento nel 1982 facesse riferimento alla necessità perché la persona non aveva ancora subito l'operazione all'estero, diversamente avendo un procedimento più facile perché non doveva entrare, diciamo, attraverso il sistema sanitario pubblico, oggi noi possiamo interrogarci, e qui mi rifaccio a quanto si è detto diciamo, nelle varie relazioni che mi hanno preceduto, sull'evoluzione semantica che noi al diritto siamo chiamati ad offrire. Lo diceva bene il professor Bilotta quando introduceva l'incontro odierno. Se il quando necessario era riferito al fatto che si fosse o meno fatto l'intervento già all'estero, noi oggi con una diversa cultura giuridica, una diversa sensibilità incentrata sulla persona e la sua centralità nella dimensione dei diritti, noi possiamo considerare invece la necessità rispetto al benessere della persona, e di ciò poi parlerà più nel dettaglio il collega Cardacci, che illustrerà i notevoli sviluppi giurisprudenziali più recenti, perché è vero che negli anni si è costituita una giurisprudenza, una serie di decisioni che hanno stratificato tutti quei concetti che la legge mostrava in maniera opaca o non chiara. Un altro punto di grande difficoltà era nella formula che la legge prevede della modificazione dei caratteri sessuali. Che vuol dire modificazione dei caratteri sessuali? Modificazione totale, radicale, oppure diciamo, ci sono delle varie fasi, dei vari gradi, delle varie gradualità dell'intervento chirurgico che io posso comunque considerare bastevoli per addivenire al cambiamento di sesso anagrafico, o viceversa chi lo stabilisce, come, in base a cosa, quali sono i parametri. E così la nozione stessa dei caratteri sessuali. Cos'è che io devo modificare nei miei caratteri sessuali? Quelli primari necessariamente, quindi non so, l'apparato riproduttivo, o anche quelli secondari, non so, basta che mi tolgo la barba, basta che cambio l'uomo d'Adamo, la voce, la muscolatura, la peluria, e su tutti questi, diciamo, fattori un po' opacchi su cui, diciamo, non abbiamo molto tempo ora, ma largamente invitati a partecipare nel pomeriggio alla libreria Feltrinelli, giusto? Dove spero ci sarà anche più tempo poi per riflettere insieme su quelle che sono le nuove dimensioni giuridiche del tema. Ebbene, in tutti questi anni si è consolidato da un lato un percorso più o meno standardizzato, dall'altro
innestandosi però su quelle che sono le insofferenze delle persone transessuali che progressivamente si sono sentite ingabbiate in un meccanismo che tendeva a stereotipare e a standardizzare un processo a prescindere dal benessere individuale. E qui vado, diciamo, direttamente a quello che è il nucleo centrale della legge 164, che partiva dal presupposto della necessità della salute, della tutela della salute come valore costituzionale, che dovrebbe essere davvero il barometro rispetto a cui valutare l'intero assetto. Oggi, diciamo, quando noi parliamo dello statuto costituzionale della persona transessuale, diciamo, il riferimento più diretto e più concreto è a tutto un fascio di diritti e di libertà che costituzionalmente noi dobbiamo riconoscere, non voglio dire anche alle persone transessuali, perché questo genererebbe un apporto, come dire, un approccio di noi loro, e che però è molto ricorrente nella pratica, nella trattazione anche linguistica delle vicende che coinvolgono le persone transessuali, ma dobbiamo costituzionalmente tenere conto di come vi sia un livello, un margine che non deve rendere una condizione personale come una barriera nell'accesso a tutta una sfera di diritti e di libertà. Dell'articolo 32 vi ho già riferito. Sul tema della famiglia ci sarebbe veramente molto da dire, ma per mia fortuna poi ne tratterà il collega Cardaci, però tenete presente di come voi siete frequentati un corso di diritto privato, bene, pensate a tutti quegli istituti di diritto di famiglia, primo tra gli altri l'istituto matrimoniale, com'è che attraversano, sono attraversati dalla condizione transessuale di uno o di una delle due coniugi. Se il matrimonio è precedente o è successivo al cambiamento di sesso, com'è che impatta la vicenda? Cioè, com'è che impatta la condizione giuridica della persona transessuale sulla tenuta o meno del matrimonio? Dico meglio, se una coppia eterosessuale, una coppia unita in matrimonio, diciamo, si ritrova ad affrontare un cambiamento di sesso di uno dei due coniugi, di una delle due coniugi, il matrimonio sopravvive o non sopravvive? E come ne impatta? Cosa dice l'ordinamento? Su questo poi ci intratterà il collega Cardaci, però c'è una lettura che mette in tensione quelli che sono in qualche modo i presupposti che il diritto fa proprio, i presupposti ad esempio dell'immutabilità, dell'incangiabilità della condizione umana. E pensate ancora a tutti quegli istituti che in qualche modo si riagganciano al dominio del matrimonio, della famiglia, come sono la genitorialità. Anche su questo ci sono interessanti recenti pronunce. La persona transessuale padre che sta diventando o diventa donna, com'è che assesta il proprio rapporto di genitorialità? Continua ad essere un padre pur avendo un sesso anagrafico femminile? Com'è che impatta ad esempio sull'affido condiviso? Ma di questo poi verrà trattato. E c'è tutta una sfera rispetto a cui il diritto è messo in tensione dalla condizione transessuale. Io vado rapidamente alla conclusione richiamando quanto è l'oggetto dell'incontro odierno, cioè il diritto allo studio, di cui pure la legge non si occupa. Diritto al lavoro e diritto allo studio sono due temi che hanno una grandissima centralità rispetto alle persone transessuali, non tanto perché ci sia una normativa di riferimento che non esiste, ma perché c'è un dato statistico che ci restituisce da un lato nell'ambito lavorativo un tasso di discriminazioni straordinariamente elevato, a fronte pure di un'assenza completa di tutele. Assenza completa, purtroppo apro e chiudo soltanto una parentesi, assenza completa proprio per l'incapacità che veniva stigmatizzata prima di leggere o rileggere le normative in funzione proiettiva. In realtà noi abbiamo un solido impianto di normative che tutelano dalle discriminazioni basate sul sesso, genere dovremmo dire. Ebbene, queste non sono state mai o quasi mai applicate anche per tutelare le persone che vivono una condizione di transizione o che hanno cambiato sesso, pure se buone argomentazioni giuridiche potrebbero senz'altro essere utilizzate in tal senso. Di fatto non abbiamo un impianto normativo ad hoc specifico, come quello che ad esempio c'è in Germania, ma in molti altri sistemi. E però la realtà restituisce invece un tasso di discriminazione elevato come forse in nessun'altra condizione umana. E la questione del diritto allo studio ne è, come dire, la logica antecedente, perché la condizione transessuale si pone come barriera nell'accesso all'istruzione, spesso, come dire, riscontrata nella pratica dall'abbandono. Moltissime persone transessuali della vostra età smettevano di andare all'università durante il periodo di transizione, perché la vicenda individuale era talmente complessa da dover essere spiegata di fronte a tutti, di fronte a un'aula, durante gli esami, alle biblioteche, alla mensa, per cui questo forse è di tua sorella, questo forse è di tuo fratello, non è il tuo libretto, e quindi si veniva a ingenerare una situazione di tale alienazione rispetto al contesto universitario in qualche modo da
da trovare una risposta nella via più semplice, cioè l'abbandono, quantomeno fino alla conclusione del transito. E in questo non abbiamo una normativa netta di riferimento, però c'è un fuorilegge in realtà di buone pratiche che non tanti atenei, non tutti, molti però, sempre più di recente, stanno introducendo delle normative interne, delle possibilità per persone diciamo, che sono iscritte come studenti, in alcuni casi anche come dipendenti. Vado a chiudere su quello che è il mio tema di lavoro, cioè il tema che non a caso ho lasciato da ultimo, perché tutte le questioni, tutto il fascio di diritti e libertà che costituzionalmente avvolgono la condizione delle persone transessuali nella gestione delle proprie vicende di vita umana, di vita concreta, ebbene dovrebbe essere osservata alla luce di quello che è il nucleo, l'architettura centrale della nostra Costituzione, ossia il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza e di pari dignità delle persone. Il nucleo centrale della nostra Costituzione postula la centralità della persona e del suo progetto di vita. Il principio personalista che dovrebbe essere l'asse lungo cui si innestano tutte le dimensioni normative che riguardano, che vivono nel formante normativo e giurisprudenziale, che ai noi invece troppo spesso sono dimenticate nel caso specifico della condizione trans. Ma allora cos'è che ci dice l'uguaglianza? Il principio di uguaglianza è come dire, un elemento, un metro per valutare quello che è l'universale, il parametro, il mainstream, l'elemento di riferimento rispetto a cui io come dire, mi devo in qualche modo proiettare, in cui mi devo riconoscere, o non è piuttosto l'elemento, il principio, come dire, lo scalpello attraverso cui io devo scovare le disuguaglianze e le devo scovare in chiave di rimozione di quelle che sono le barriere, le condizioni che la persona, in ragione di una condizione certamente minoritaria numericamente, ma altrettanto certamente non escludente tutto quello spettro che rientra sotto i principi di uguaglianza e dignità, per rimuoverli in funzione di garanzia della piena dignità e dei pieni diritti di cittadinanza. Io su questo chiudo ringraziandovi per l'attenzione e nuovamente invitandovi e passo la parola. Grazie. Solo per precisare che nel 1982 è successa una cosa dal punto di vista del nostro ordinamento, cioè noi abbiamo abbandonato quella rilevanza giuridica del binarismo sessuale che dicevamo prima, cioè di quell'organizzazione strettamente dicotomica della società tra maschi e femmine. Abbiamo dato rilevanza oltre al sesso biologico al sesso percepito dalla persona. Qui si innesta tra questa differenza, cioè tra il sesso osservato e il sesso percepito, questa dimensione nuova del transessualismo. La legge l'ha ricordata prima Anna Lorenzetti, ma ve la ricordo, era numero 164 del 1982, che poi è stata riformata dal decreto legislativo 150 del 2011. Io passo subito la parola a Giacomo Cardacci, perché proprio il decreto legislativo 150 del 2011 ha modificato anche dal punto di vista processuale le norme che vigevano dal 1982, ma credo che ci dirà come poi questo decreto legislativo abbia anche inciso su altri aspetti più sostanziali, e chiedo anche a lui un quarto d'ora se possibile. Buongiorno a tutti, io ringrazio ovviamente il professor Bilotta, perché per me è un grande onore parlare qui ed è anche una grande emozione, nel senso che io sono udinese di nascita e di iscrizione, nonostante viva da tanti anni a Milano. Il mio intervento si intitola Le novità giurisprudenziali in materia di tutele delle persone transessuali. Prima di iniziare appunto entrare nel cuore dell'intervento, desidero fare 3 premesse di ordine generale, andando il più veloce possibile. La prima premessa riguarda proprio il titolo dell'intervento, nel senso che io mi occuperò di novità giurisprudenziali, e qui già c'è come dire una precisazione da fare. Nel senso che in materia di transessualismo la giurisprudenza ha giocato da sempre un ruolo baricentrale, ancor prima che la legge, la 164 dell'82, venisse promulgata, nel senso che la giurisprudenza e le aule di giustizia sono da sempre state un terreno
florido, un terreno particolarmente fertile da cui sono fioriti moltissimi diritti, e prima della promulgazione della legge, perché di transessualismo si parla nelle aule italiane già dalla fine degli anni 60 e dagli anni 70, e soprattutto anche dopo la promulgazione della legge, una legge che appunto presenta delle lacune o delle imprecisioni che hanno reso necessario appunto quell'intervento da parte della giurisprudenza e quindi dall'insieme delle decisioni dei giudici, a loro volta stimolati dagli avvocati, che è risultato imprescindibile appunto sia prima che dopo questo grandissimo spartiacque normativo. Quindi possiamo dire che da una parte la giurisprudenza, i giudici hanno anticipato per certi versi il legislatore, dall'altra però hanno contribuito a chiarire un dettato oscuro o comunque spesso equivoco della legge. Si può parlare appunto di ruolo sostitutivo o baricentrale della giurisprudenza, e questo perché? Da una parte perché prima dell'82 c'erano delle resistenze a legiferare in materia. L'Italia è stato il terzo Stato, come ha ricordato la professoressa Lorenzetti, a legiferare, dopo la Repubblica Federale Tedesca e dopo la Svezia. Resistenze che però in un certo senso voi potete immaginarvi tornando indietro all'82, quando probabilmente voi non eravate neanche nati, ma come adesso permangono su altri temi che sollecitano e stimolano, diciamo, il dibattito, non solo giuridico. Ad esempio guardiamo adesso a quello che sta accadendo sul tema del testamento biologico e a quello che è accaduto sul tema delle unioni civili. E poi soprattutto, sempre guardando al prima e al dopo, al giro di boa, al fatto che poi spesso quando si legifera male, come è stato fatto, mi permetto di dire, ad esempio sulla legge sulle unioni civili, e anche in questo caso si è spesso, per le ragioni che subito vedremo, legiferato male. La seconda premessa che voglio fare è riconducibile al titolo invece non del mio intervento, ma al titolo del nostro incontro, cioè quella che riguarda i diritti fondamentali, no? E la premessa è velocissima e riguarda il fatto che il tema del transessualismo in qualche modo si scontra, o mi piace di più dire si incontra, con il tema dei diritti fondamentali della persona umana, cioè è un tema, una pietra angolare dei temi dei diritti fondamentali. È un prisma, è un tema giuridico attraverso il quale vengono filtrati moltissimi diritti fondamentali che adesso subito vedremo. La terza premessa che faccio è che io purtroppo andrò veloce e quindi vi parlerò di 3 orientamenti giurisprudenziali prevalenti e recenti, perché l'intervento si chiama Le novità giurisprudenziali, nonostante in realtà la giurisprudenza sia un grandissimo mosaico che tocca il diritto penale in materia di transessualismo, che ha toccato recentissimamente il diritto penale, il diritto della separazione, del divorzio, quindi c'è un collage di giurisprudenza che io sono andato a rileggermi molto velocemente, perché io ho il mio archivio, diciamo, su Dropbox ed ero un po' sperso, perché dicevo quali orientamenti, di quali parlare. Gli orientamenti di cui, quindi questo per dire che come dire, il transessualismo si radica su una giurisprudenza non solo nazionale ma anche europea, quindi che viene dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza costituzionale, che ha avuto un percorso davvero, potremmo usare la parola avventuroso, epico, lunghissimo, che risale anche a moltissimo tempo fa, per il quale io purtroppo per ragioni di tempo ho dovuto fare una selezione. Prima parlerò appunto della giurisprudenza recentissima in materia di quello che viene definito di costringimento al bisturi. È una metafora naturalmente abbastanza agghiacciante, però rende benissimo l'idea, cioè la giurisprudenza che si è occupata di un quesito, cioè il quesito se ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso nello stato civile, in particolare nell'atto di nascita, perché la prima cosa che succede quando noi nasciamo è, entro decisione, la formazione dell'atto di nascita,
se ai fini del mutamento, diciamo, dell'indicazione del proprio nome, perché ognuno di noi viene imposto un nome maschile o femminile e un genere maschile o femminile nell'atto di nascita, per modificare queste indicazioni sia necessaria una previa modificazione sempre e comunque dei caratteri sessuali. Il secondo orientamento, primario e secondario, se la modificazione, quindi l'intervento chirurgico, è una condicio sine qua non. Il secondo orientamento che guarderemo è quello sul divorzio imposto, cioè sullo che io chiamo per brevità sul divorzio imposto, come ha fatto accenno a Nanna, cioè se anche per ottenere la rettificazione anagrafica, quindi questo mutamento anagrafico di cui io vi ho parlato, o meglio, se questo mutamento anagrafico, laddove la persona in transizione muta appunto i propri documenti, automaticamente questo mutamento, laddove sia sposata, sia coniugata, produca uno scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e quindi si parla appunto di divorzio imposto, di divorzio spesso contrario alla stessa volontà della persona transessuale e della sua coniuge. Il terzo orientamento di cui vi parlerò è l'orientamento che invece riguarda, io sono un processuale civilista, quindi è fondamentale per me parlarvene, il procedimento appunto, il procedimento civile, giurisdizionale, attraverso il quale questi diritti, cioè i diritti fondamentali della persona transessuale, trovano in qualche modo attuazione, perché il processo civile è quello strumento, quello strumento appunto che assicura la formazione del diritto sostanziale, perché come tutti noi sappiamo, tutti noi contiamo dei diritti, ma i diritti devono essere, come dire, consacrati e attribuiti attraverso il processo civile, che è il terreno in cui il diritto sostanziale che noi spesso abbiamo, il diritto al risarcimento, il diritto al mutamento del sesso, il diritto, trova il proprio suggello e la propria estrinsecazione proprio attraverso la sentenza civile del giudice che chiude il processo civile. Rispetto quindi al primo orientamento giurisprudenziale, vi cito due sentenze, una della Corte Costituzionale e una della Corte di Cassazione, che se ne sono occupate, cioè si sono occupate di decidere se appunto la condizione per la modificazione anagrafica fosse sempre comunque quella della modificazione chirurgica, se l'una implicasse l'altro. E questo perché ci si pone, diciamo, questo tema, questo dubbio, perché ve ne parlo? Il problema è che, diciamo, spessissimo capita che delle persone che vivono la condizione della disforia di genere, che quindi sono in transizione, non abbiano la possibilità o non abbiano la volontà, diciamo, per le più varie ragioni, di sottoporsi previamente a un intervento chirurgico per poter poi ottenere, diciamo, la rettificazione anagrafica. E questo per le più varie ragioni, cioè perché ad esempio, come dire, hanno ad esempio una condizione fisica, una malattia, pensiamo, facciamo un esempio, un tumore, piuttosto, o un'età, ad esempio, che non gli consente di sottoporsi a un intervento chirurgico. Oppure perché la loro identità di genere è talmente stratificata e la loro percezione del sé, la loro, come dire, anche serenità, è talmente, come dire, in sé per sé serena, che non ritengono necessario e opportuno sottoporsi a un intervento chirurgico che, come immaginerete, è spesso particolarmente gravoso, particolarmente importante. Naturalmente prima del 1982 capitava, come ha ricordato Anna, che queste persone dovessero andare all'estero, perché in Italia questo tipo di intervento chirurgico era considerato da una parte contrario all'articolo 5 del Codice Civile, che diceva che appunto gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell'integrità fisica, ma soprattutto era contrario a una disposizione del Codice Penale che diceva che, come dire,
colui che produce una lesione gravissima che conduce anche alla perdita dell'uso di un organo e quindi alla capacità di procreare è sanzionato con una pena molto molto grave, cioè di lesioni gravissime, e quindi i medici non volevano fare questo intervento chirurgico, e di qui l'emigrazione, diciamo, come diceva Anna, a Casablanca piuttosto che in Francia e tutto il mondo. A questo punto arriva la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione e della Corte di legittimità, tenterò di andare veloci, che si fondavano appunto su un'interpretazione del dettato normativo abbastanza equivoco, cioè, anche come diceva il professor Bilotta, la norma era equivoca, la norma si prestava a molteplici interpretazioni, e il ruolo del giurista, il ruolo dell'avvocato era quello di tentare di attribuire una declinazione a quella norma la più conforme possibile ai diritti fondamentali, all'interpretazione dei diritti fondamentali e quindi ai diritti costituzionalmente garantiti. E qual era, diciamo, la frizione tra questa norma e i diritti fondamentali? Qual era il contrasto che si poneva tra la norma che sembrava per alcune interpretazioni imporre un intervento chirurgico e c'era un'altra interpretazione nel giudizio di merito che invece sostanzialmente propendeva per dire no, laddove laddove non c'è la possibilità materiale o la possibilità psichica per intervenire, non è possibile ottenere la rettificazione anagrafica comunque. I diritti fondamentali che venivano in gioco erano quelli appunto di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della Costituzione e di cui all'articolo 32. L'articolo 2 e l'articolo 3 appunto consacrano il diritto all'identità personale e il diritto alla dignità sociale. Cioè l'identità di genere è un profilo rilevantissimo, anzi costitutivo dell'identità personale, e si è detto lo Stato non può incidere in senso restrittivo sull'esplicazione di tale profilo, a meno che non vi siano interessi superiori da tutelare. Cioè lo Stato, dice, non può ricattare la persona in modo tale da ledere i suoi diritti all'identità personale e imporre, diciamo, un intervento chirurgico laddove questo non sia appunto necessario. L'altro articolo che viene in gioco è l'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute. Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione, seguita poi dopo brevissimo tempo dalla Corte Costituzionale? La Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo un'analisi comparatista tra Germania e Austria, ha stabilito che che è necessario in questi casi fare un adeguato bilanciamento di valori e di interessi. Cioè il giudice deve bilanciare l'interesse di natura pubblicistica, la chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche, con un altro interesse che è appunto la tutela della dignità personale e della salute della persona transessuale. Che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione e anche poi in qualche modo la Corte Costituzionale? Ha stabilito che sostanzialmente laddove appunto vado veloce, dice il diritto al mutamento di sesso può essere riconosciuto soltanto se non determini ambiguità nella individuazione soggettiva dei generi e nella certezza delle relazioni giuridiche, appunto, e non potendo l'ordinamento riconoscere un tertium genus. Però al contempo dice la Corte, il diritto a non sacrificare la propria sfera dell'integrità psicofisica, a non sottoporsi a un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privi di rischi, all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo, se non irreversibile, dei propri caratteri sessuali secondari, deve ritenersi recessivo secondo il bilanciamento di interessi in conflitto prospettato dalla Corte territoriale. Cioè la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale cosa dicono? Dicono che l'intervento chirurgico non è condicio sine qua non rispetto al mutamento anagrafico, ma il mutamento anagrafico deve arrivare, diciamo, dopo un accertamento incontrovertibile, diciamo, della identità di genere e della definitività del percorso di transizione della persona transessuale, che deve essere definitivo.
Passo velocemente alla seconda questione di cui vi ho accennato, andando veloce, che è la questione sul divorzio imposto. Cioè il quesito che si poneva era la norma sia la norma di cui alla legge della 164 dell'82, sia alla norma poi riformata dal decreto legislativo 150 del 2011, sostanzialmente alla luce della norma, diciamo, si diceva che la rettificazione anagrafica produceva determina o produce lo scioglimento del matrimonio, laddove naturalmente la persona sia già coniugata. Naturalmente il problema che ci si poneva in questi casi era la compatibilità tra la norma che prevede il divorzio imposto e alcune norme di rango costituzionale. La norma quali erano i profili problematici? Il primo è che spesso, come dire, l'interessato, questa norma imponeva un divorzio anche senza, diciamo, la domanda della persona transessuale, cioè si produceva un divorzio anche contrariamente agli interessi e alla volontà della persona dei due coniugi, sostanzialmente. In questo modo inficiando appunto anche un principio del processo civile, che è il principio della corrispondenza tra richiesta e giudicato, per cui sostanzialmente il giudice non può andare oltre alle domande, diciamo, della parte, deve sempre rispettare, come dire, il principio della domanda, cioè deve dichiarare, accertare o eventualmente negare il diritto che viene chiesto. In questo caso invece c'era un cortocircuito a livello processuale, per cui sostanzialmente il giudice imponeva un divorzio laddove non venisse sostanzialmente chiesto, ma spesso anche spesso il giudice non provvedeva e spesso il divorzio veniva effettuato direttamente dall'ufficiale di stato civile. C'erano stati dei precedenti in Europa, cioè prima che intervenisse la Corte di Cassazione c'erano già degli precedenti che potevano in qualche modo illuminare la Corte, in Germania e in Austria. In Austria, ad esempio, in Germania c'era ad esempio il caso di questa famosissima persona transessuale che si era sposata negli anni del nazismo con una persona all'epoca di sesso opposto, che come dire, l'aveva in qualche modo protetta, l'aveva aiutata a scampare dalle persecuzioni naziste. Si erano sposati, successivamente uno dei due aveva fatto la rettificazione anagrafica perché aveva vincolato come dire, ok, ho altri 5 minuti, scusate. Queste due persone si erano coniugate nel corso del nazismo perché nel corso del nazismo, diciamo, la condizione transessuale o la condizione omosessuale era ovviamente ripudiata, sembrava nei campi di concentramento. Avevano voluto mantenere in essere il proprio matrimonio in forza del legame affettivo che si era creato e la Corte Costituzionale tedesca aveva sancito che il vincolo matrimoniale poteva sopravvivere proprio in forza dei diritti che il matrimonio attribuisce, pensiamo ai diritti successori, ai diritti di assistenza, no? Che cosa invece decide la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale italiana? Decide invece che sostanzialmente il matrimonio non può essere, come dire, mantenere la propria efficacia e deve convertirsi sostanzialmente in un'unione registrata. Così come oggi previsto dalla legge sulle unioni civili, cioè in questi casi il matrimonio in essere prima della transizione, prima della rettificazione anagrafica, si converte in una unione civile e la Corte Costituzionale ragiona sulla scorta dell'articolo 29 che tutela il matrimonio, sulla scorta dell'articolo 8 e 12 della CEDU e sulla scorta dell'articolo 2 della Corte Costituzionale e della Costituzione. Mi piacerebbe tantissimo parlarvi delle motivazioni della Corte Costituzionale perché sono davvero diffuse e per certi versi non condivisibili. Passo al terzo orientamento giurisprudenziale per chiudere, dove viene in gioco, abbiamo visto che prima veniva in gioco il diritto all'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 32 della Costituzione sul tema della necessità dell'intervento chirurgico, sul tema del divorzio imposto viene in gioco l'articolo 29, no, sul matrimonio, sulla famiglia della Costituzione,
Sul tema invece del processo, cioè del procedimento giurisdizionale attraverso il quale questi diritti trovano appunto il proprio suggello, viene in gioco l'articolo 24 della Costituzione e 111, cioè il tema del giusto processo. E questo perché uno dei problemi che ancora oggi si pone per le persone transessuali, diciamo, è il problema che attualmente sia per ottenere una sentenza che autorizza l'intervento chirurgico, quindi la possibilità di sottoporsi all'intervento modificativo dei caratteri sessuali primari, e sia per ottenere una modificazione anagrafica, è necessario un procedimento giurisdizionale, cioè bisogna andare davanti al giudice. 2 procedimenti giurisdizionali, cioè uno che si conclude teoricamente attraverso diciamo, la sentenza che autorizza l'intervento chirurgico, e il secondo che si conclude invece con una sentenza che decide della rettificazione anagrafica. Dal mio punto di vista, come ho spesso sostenuto e come comunque adesso la giurisprudenza tende a decidere, questi 2 procedimenti sono particolarmente costosi perché c'è la necessità di un avvocato, c'è la necessità di consulenze tecniche secondo molti orientamenti, c'è la necessità ovviamente di un costo non solo economico ma anche tasse eccetera eccetera, ma anche emotivo, perché andare davanti al giudice ha sempre un costo, il costo della precarietà della decisione. È un rito, sono riti, vengono adottati gli stessi riti processuali che vengono adottati ad esempio quando 2 multinazionali si scontrano tra di loro, quindi è un rito contenzioso attualmente, con una natura estranea a quella che è, come dire, la materia, cioè del transessualismo, e quindi è un rito dal mio punto di vista contrario, per chiudere, a quel principio del giusto processo e dell'efficienza e dell'economia processuale che dovrebbe in qualche modo essere alla base della scelta, diciamo, dei legislatori dal punto di vista processuali, perché appunto è un rito contenzioso, tra cui ad esempio non si sa neanche molto bene, devo dire, come abbiamo studiato, chi è poi la persona con cui si va a litigare, perché quando c'è una pretesa c'è sempre il diritto che viene negato e quindi si dice il pubblico ministero. Questo per dire che anche in questo caso l'interprete e il giurista ha un compito che è quello di interpretare le norme, nel nostro caso, in quest'ultimo caso, per rendere il più efficiente, il più economico, il più rapido possibile un procedimento che per oggi, per come è disciplinato, è un procedimento faticoso e costoso dal punto di vista appunto umano ma anche dal punto di vista economico. E qui chiudo e mi scuso moltissimo perché che è la Presidente del Comitato per l'Opportunità dell'Ordine di Udine. Vi segnalo che nel nostro gruppo vi pubblicherò i link alle varie decisioni che sono state illustrate da Giacomo Cardaci, in modo tale che se qualcuno vuole approfondire la questione lo può fare direttamente. Buongiorno a tutti e a tutte, vi porto i saluti dell'Ordine degli Avvocati di Udine e del Comitato per l'Opportunità. Sono d'obbligo i ringraziamenti per il professor Villotta che mi ha invitato e mi ha dato l'occasione di parlare ai suoi studenti, menti in formazione e in evoluzione, che mi danno sicuramente l'occasione per un confronto molto stimolante e ai quali vorrei cercare di restituire il fascino di una professione che è spesso molto vituperata. Sono lieta di trattare l'argomento che mi è stato assegnato, quello appunto del ruolo sociale degli avvocati. È un ruolo che ogni giorno svolgiamo nelle aule dei tribunali, nei nostri studi professionali, ma che è molto poco conosciuto, sicuramente poco evidenziato, forse anche da noi stessi. A questo fine ci tengo a presentarmi personalmente. Svolgo la professione di avvocato ormai da quasi 20 anni e ho sentito fin da subito, alla fine del praticantato, una certa predilezione per il diritto di famiglia, che oggi costituisce sicuramente la mia materia di lezione e la mia specializzazione. Sono presidente del Comitato delle Pari Opportunità dal luglio dello scorso anno. Il Comitato Pari Opportunità è stato istituito dall'Ordine degli Avvocati di Udine solo 2 anni fa, in quanto è la nostra legge professionale lo ha a un certo punto definito come obbligatorio. E lo scopo del
nostro comitato è sia rivolto agli iscritti, quindi agli avvocati, nell'impegnarsi a contrastare i comportamenti discriminatori nell'accesso e nello svolgimento della professione, ma anche nel tema della qualificazione professionale in materia antidiscriminatoria attraverso l'organizzazione di eventi e di corsi di formazione. Ancora il Comitato opera e interviene sul territorio in collaborazione con altre associazioni presenti, con i comitati pari opportunità che sono presenti negli enti locali e anche con l'università, con la quale il rapporto con l'Università di Udine, con la quale il rapporto di interscambio a livello di ordine e comitato è da tempo veramente proficuo e stimolante. Il tema del ruolo sociale dell'avvocato è di ampio respiro, ma ha il pregio di andare a quella che è l'essenza della professione, l'elemento portante e più stimolante. Nella mia esperienza personale, se mi volto indietro a ciò che mi ha determinato a questa scelta professionale, è stato proprio quello di aver compreso fin da subito come si trattasse di una professione al servizio degli altri, essere in grado di aiutare le persone a far valere i loro diritti e in molti casi a realizzare anche le loro aspettative più intime, mi ha fatto così comprendere immediatamente il ruolo di collante sociale che ogni giorno svolgiamo. Voglio ricordare che gli avvocati al momento dell'iscrizione all'albo professionale, che è ovviamente condizione assolutamente necessaria per l'esercizio della propria professione, prestano un giuramento, cioè assumono quello che la nostra legge professionale chiama un impegno solenne a che i loro ministeri saranno nel corso della loro vita professionale i principi ivi contenuti. Ve lo leggo. Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini di giustizia e di tutela dell'assistito, nelle forme secondo i principi del nostro ordinamento, principi che comunque il nostro codice deontologico ha esteso anche ai principi sovranazionali dell'ordinamento europeo, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà. L'impegno non si assume più come tempo fa davanti al giudice, ma davanti all'ordine degli avvocati in seduta pubblica. Questo a riprova dell'indipendenza che l'avvocatura deve avere non solo dalla magistratura, ma di qualsiasi altro potere. È una condizione imprescindibile questa affinché l'esercizio dell'azione legale sia aderente ai principi e questo è possibile solo se è un esercizio libero da condizionamenti politici e anche morali. La necessità di assumersi un impegno siffatto risiede proprio nella consapevolezza che la professione forense è un mezzo indispensabile e insostituibile perché il diritto di difesa, che è garantito da ogni ordinamento democratico, trovi effettiva garanzia e reale attuazione. Le regole di comportamento a cui gli avvocati devono attenersi sono ben riassunte nei principi generali e soprattutto nell'articolo 1 della legge professionale, il quale, oltre a ricordarci i principi che abbiamo già detto, quindi la necessità che l'avvocato vigili sulla conformità delle leggi e i principi, ci dice: l'avvocato tutela in ogni sede il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche, che sono le norme che presidiano e regolamentano la nostra vita professionale, sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale. Quindi vediamo come il fondamento etico della nostra professione, svolta in applicazione dell'impegno solenne che abbiamo detto e in ottemperanza alle regole di comportamento che abbiamo menzionato, insieme alla consapevolezza del ruolo sociale, sono codificati e costituiscono un vero e proprio obbligo al quale gli avvocati si devono attenere.
A mio avviso, nell'ottica del tema che oggi qui trattiamo, e in particolare in relazione al titolo del mio intervento, quindi il ruolo sociale nella lotta dell'avvocato, nella lotta alle discriminazioni, è dirimente. Il legale, cioè nel suo lavoro, non deve mai portare la propria morale personale, i suoi pregiudizi e i suoi orientamenti, deve agire nel rispetto dei valori, dei principi su quali si basa l'ordinamento e ai quali abbiamo visto è tenuto per legge, e ciò sia a tutela del singolo, dei suoi diritti, ma anche a tutela della collettività, che fa affidamento, che trova nel riconoscimento singolo affidamento e certezza. Quindi questo per dire che non è accettabile che un collega si rifiuti di assistere un cliente perché non ne condivide l'orientamento sessuale, religioso o perché appartiene a una razza etnica diversa dalla sua. Mi viene in mente il medico che si rifiuta di praticare l'aborto nonostante l'aborto sia previsto e disciplinato da una legge dello Stato. Credo che questi professionisti abbiano in qualche modo sbagliato mestiere, perché portano nella professione, nella loro vita professionale, i propri limiti di pensiero, condizionandola, venendo meno sia al ruolo di collante sociale che proprio abbiamo visto dell'avvocato, ma contribuendo anche a destabilizzare l'equilibrio su cui si fonda ogni ordinamento democratico. Resta fermo che le regole comportamentali, le regole etiche a cui l'avvocato deve attenersi devono sempre stare al passo coi tempi, con le evoluzioni sociali, devono essere idonei ad affrontare le nuove frontiere dell'eguaglianza che ci vengono continuamente messe sotto gli occhi. Sappiamo che le discriminazioni sono state nominate nelle direttive del 2000 dell'Unione Europea, individuati nei motivi della razza, dell'origine etnica, del credo religioso, delle convenzioni personali, dell'età, della disabilità e dell'orientamento sessuale, oltre ovviamente ai principi di eguaglianza che troviamo nel nostro ordinamento costituzionale. Credo che di qualsiasi tipo siano le discriminazioni, che attengano poi, che abbiano delle conseguenze sulla sfera più intima della persona oppure abbiano dei risvolti più prettamente sociali, portano sempre con sé una fragilità che l'avvocato ha il compito di trasformare in forza, declinandolo in un diritto che l'ordinamento considera e riconosce come meritevole di tutela. Sicuramente per sconfiggere i pregiudizi e approntare un'adeguata tutela discriminatoria dobbiamo essere attrezzati. In Italia, proprio in attuazione delle direttive europee del 2000, è stata introdotta un'azione legale ad hoc, l'azione civile antidiscriminatoria, un'azione legale specifica con regole processuali distinte, ad esempio in tema di riparto dell'onere della prova, che non è completamente a carico dell'attore, quindi della vittima della discriminazione, con una deroga al foro generale del convenuto, in quanto il giudice competente è quello del luogo più vicino alla vittima, quindi dove risiede la vittima della discriminazione. E questo a riprova sia della necessità di una tutela rafforzata dei diritti in questione, ma anche a conferma del favor che viene riconosciuto alla vittima della discriminazione in quanto soggetto debole sia del rapporto sostanziale ma anche della controversia che si deve trovare ad affrontare. Dobbiamo chiudere. Non ho neanche i minuti che avevamo qui. Allora, chiudo velocemente, faccio solo un cenno a una cosa. L'altro argomento che volevo trattare e di cui vi faccio ovviamente solo un cenno è l'accesso alla giustizia e il diritto di difesa. Ritengo che rientri senz'altro nel ruolo sociale dell'avvocato e che questo sia di fondamentale importanza nella lotta contro alle discriminazioni,
garantire l'esercizio del diritto di difesa e quindi l'accesso alla giustizia da parte di chiunque necessiti di tutela, ciò che può risultare difficoltoso quando il soggetto che chiede tutela appartiene a una categoria sociale meno ambiente o meno favorita. Non avere le possibilità economiche necessarie per intraprendere un'azione legale può essere la prima forma di discriminazione di cui uno Stato può macchiarsi. Gli avvocati sono presenti in questo senso, avevo così fatto un elenco, un esempio, mi fermo oltre alla previsione per cui viene garantito l'accesso attraverso le forme del patrocinio a favore dello Stato, al Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale che è stato istituito dall'UNAR, che è un organismo di parità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e proprio nel rilevare che a fronte delle numerose denunce che l'UNAR riceve, le azioni, circa 1 migliaio all'anno, le azioni legali non sono corrispondenti, quindi per evitare che questo possa essere determinato anche da motivi economici, in collaborazione col CNF, quindi col Consiglio Nazionale Forense, è stato istituito questo fondo per cui a domanda degli interessati il CNF mette a disposizione un fondo spese per intraprendere azioni legali. Concludo dicendo che dunque è sicuramente la forza che ci deriva dalla competenza tecnica, quindi il ruolo sociale può essere adeguatamente svolto da un avvocato anche soprattutto se ha un'adeguata formazione professionale, un'adeguata specializzazione che gli consenta di affrontare tutte le situazioni che possono essere sottoposte alla sua attenzione. Quindi la forza che deriva dalla competenza tecnica, dall'applicazione delle leggi, dei principi e lo svolgimento della funzione sociale dell'avvocato sono sicuramente le caratteristiche più importanti della nostra professione. In essa, nell'esercizio di questa professione, dobbiamo essere custodi dei valori fondamentali, capaci innovatori e anche accoglienti ospiti per i nostri assistiti. Grazie. Grazie a tutti, grazie ai relatori e spero che sia stato un incontro utile per voi.